Benché da molti sia considerata una bella donna, mia madre puzza. Tra noi se ne parla senza allusioni. Pare trasì d'inta grotto rucana, dice mio padre uscendo dalla camera da letto alla fine del loro riposo pomeridiano. Si riferisce a un passaggio sotterraneo nella solfatara di Pozzuoli, dove i miasmi di anidride carbonica ristagnano al di sotto del metro di altezza, lasciando indenne l'essere umano, ma soffocando il cane che si avventuri incauto per quel budello. Forse è la cicatrice slabbrata che come un cratere di carne devasta il suo ventre operato poco dopo la mia nascita, a giustificare il marciume che le fermenta dentro ed esala il fetore inconfondibile che rende vana l'ultima risorsa di chi scorreggia, addossare la colpa a un altro. E così si dimostra una verità senza scampo. Al mondo puzzano tutti, anche i bambini, anzi i bambini più degli altri. Avete ascoltato un passo di Il fuoco che ti porti dentro. La voce è quella del suo autore, Antonio Franchini. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Angela Izzo è la protagonista di questa storia e di una vita complicata, se non per lei certamente per chi le è stato intorno. Sospettosa, negativa, ossessiva, paranoica, giudicante. È difficile descriverla con degli aggettivi, perché il fuoco che si porta dentro brucia tutto e non si ferma nemmeno di fronte agli affetti più vicini, nemmeno di fronte ai figli. Questo romanzo non racconta solo di Angela, ma anche di che cosa sia il Sud e Napoli, la sua lingua, il suo senso di inferiorità e di superiorità, che cosa voglia dire lasciarlo quel Sud per andare al Nord, quanto questo movimento cambi tutto. Antonio, Angela Izzo era tua madre. Se dovessi dire, non con la larghezza di un intero libro, ma di una risposta, chi era? Che cosa diresti? Risponderei con l'osservazione che è stata fatta da una lettrice in una maniera molto icastica. Ovviamente io avevo pensato a un'eventualità del genere, avevo pensato e molto riflettuto su questo fatto che nella figura di Angela si riflettesse una città, un modo di intendere il Sud e in qualche maniera l'intero paese, l'intera Italia. Quando questa lettrice mi ha detto con una maniera molto fulminea, io non l'avevo pensata così rapida, mi ha detto ma nelle prime righe, questo incipit di cui comunque si è parlato molto, è bella e puzza, è Napoli. Io non l'avevo pensato così direttamente, ma probabilmente così è. Il passo che ci hai letto, che appunto è l'inizio del libro, è un po' come un pugno. Dice appunto che tua madre puzza. Fare a pezzi la propria madre è un gesto che si inoltra un po' nel territorio dell'indicibile. Dove hai trovato il coraggio per farlo? Ho trovato il coraggio pensando a lei come a un personaggio, perché lei era questo che voleva essere. Tra le altre sue caratteristiche, lei aveva quella di voler essere un personaggio. In questo senso io penso addirittura non solo di non aver fatto un atto di coraggio, ma di aver esaudito una sua precisa volontà, cioè lei voleva essere questa cosa, lei voleva essere un personaggio, lei voleva essere raccontata come un personaggio e quindi non ho fatto altro che esaudire un suo desiderio. Tu racconti che tua madre è presente in altri scritti tuoi, ma non così. Per raccontarla e appunto farne un personaggio hai aspettato che lei non ci fosse più. Perché? Perché in quel modo avevo l'arco intero della sua vita
davanti ed è importante avere l'intero arco di una vita. Non l'ho fatto per una forma di rispetto nei suoi confronti, perché il nostro rapporto era esente dal rispetto, comunque lo si voglia giudicare. Io credo che alla fine sia quello che lei chiamava un rapporto di amore e odio. Io penso che sia effettivamente una cosa di quel genere, in cui l'amore poi alla fine è intenso tanto quanto l'odio. Quindi io sono assolutamente sicuro che a lei leggere di se stessa così come io l'ho raccontata non avrebbe fatto alcun effetto, purché si riconoscesse che chi l'aveva raccontata era uno scrittore, perché a lei interessava che il figlio fosse uno scrittore, ma non per la cosa in sé, per il ruolo sociale, perché riteneva che uno scrittore fosse una persona socialmente stimabile, ovviamente sbagliando. C'era molta ambizione in tua madre, o no? C'era un'ambizione vicaria, non per se stessa ma per i figli. Cioè, lei sperava, si augurava che i figli avessero successo nella vita. Non lo chiedeva per sé, lo chiedeva per gli altri. Ovviamente questo può essere dannoso tanto quanto, forse addirittura più dannoso di chi un successo lo voglia per sé e sia disposto per questo a calpestare gli altri. Lei in realtà, perché i suoi figli avessero successo, era disposta a calpestare i suoi figli. Gli effetti di vostra madre su voi tre figli, te e le tue sorelle, sono molto diversi. Tu sembri allenarti presto alle sue furie e addirittura racconti che porti gli amici a casa a pranzo e a cena e loro assistono alle sue performance, ai suoi spettacoli. Non ti sei mai vergognato di lei? Mi sono molto vergognato di lei perché l'istinto, il rapporto dei figli con i genitori è a prescindere da quanto i genitori possano essere impresentabili un rapporto di vergogna. Io mi sono accorto anche che le mie figlie si vergognavano di me, considerandomi un genitore moderno e modello, quindi è inevitabile che i figli si vergognino dei propri genitori. Ha a che fare con il succedersi delle generazioni. Ogni generazione ha un modello di ideale, appunto, di presentabilità e di successo che non coincide con quello della generazione precedente, e il genitore inevitabilmente appartiene alla generazione precedente. Io all'inizio me ne sono molto vergognata, ma poi a un certo punto, nei suoi anni migliori, essendo mia madre un personaggio e quindi recitando un personaggio, era oggettivamente molto divertente, o poteva essere molto divertente prima che la degenerazione senile avesse il sopravvento devastando tutto. È ovvio che questo arco narrativo, comprendendo tutta la vita di questo personaggio, comprende anche e racconta anche la sua degenerazione, la sua degradazione. Ma nel momento migliore lei è stata oggettivamente una persona piuttosto divertente, anzi molto divertente, perché era indiscutibilmente eccentrica, anticonformista, bizzarra, a modo suo totalmente politically incorrect. Tu nel libro ti chiedi una cosa che non hai veramente il coraggio di chiedere a tuo padre, che è una persona completamente diversa da tua madre. Ma perché l'ha sposata? È un interrogativo, ma è un interrogativo retorico, nel senso che io poi so benissimo perché l'ha sposata e immagino benissimo l'ha sposata perché tra uomini e donne, tra donne e uomini di quella generazione,
non si riteneva che il rapporto non si riteneva fino in fondo, non lo si riteneva come lo si ritiene adesso, che un rapporto tra marito e moglie debba posarsi su affinità più o meno profonde. Una volta questo non era richiesto, erano altri i principi sui quali si fondavano i matrimoni, ritenuti peraltro indissolubili. Angela era una donna che aveva studiato, ha frequentato il liceo classico e poi anche l'università lettere. Questo dato è sorprendente, mi rendo conto che questo che sto dicendo è un pregiudizio, perché in lei la cultura sembra non aver depositato nessuna luce che potesse rischiarare un po' le sue idee, le sue fissazioni, il suo qualunquismo. È così, ma è così perché anche era la cultura di quegli anni, era la cultura di quel tempo, era la scuola degli anni 50. Era la scuola di prima della rivoluzione del 68, era una scuola mnemonica, era una scuola che poneva l'accento sulle regole sintattico-grammaticali. Lei conosceva perfettamente il latino e il greco, sapeva poco e nulla di letteratura latina e greca. Ecco, l'unica cosa che le era rimasta del mondo classico era quel rapporto di amore e odio che lei riteneva la specificità del nostro rapporto, ma che non attribuiva neanche direttamente a Catullo, perché non si ricordava neanche che Catullo fu il primo a indagare questa misteriosa e al tempo stesso eclatante contraddizione. Questo fuoco che si portava dentro del titolo, che cos'è secondo te? È una forma di rabbia, di voglia di contrapporsi a tutto e a tutti, è un senso di inferiorità che sta alla base poi di tanti atteggiamenti aggressivi e individuali e, mi verrebbe da dire, nazionali. Però dicevamo è anche molto sud, molto Napoli questa cosa, questa ambivalenza un po' di sentirsi inferiori per certe cose e superiori per altre. Mi racconti un po' questa parte? Sì, io penso che alla fine sia così, che il Sud sconti un forte senso di inferiorità rovesciato nel proprio contrario, no? Per cui amiamo sottolineare che la nostra civiltà è molto più antica, no? C'era la famosa battuta di De Crescenzo che a un certo punto disse: voi stavate ancora sugli alberi, riferito alle popolazioni padane quando noi eravamo già diventati omosessuali, ecco, che è una battuta evidentemente comica, ma che raffigura in maniera evidente la sensazione, la percezione di sé che hanno le popolazioni colte del sud, la parte colta della popolazione del sud. Per cui bisogna ricordare a ogni passo l'eredità greca o di Giovan Battista Vico, di Benedetto Croce, insomma, cose che, momenti storici che evidentemente nessuno nega, ma che vengono rivendicati come una forma di frusta per sferzare la marginalità che si ritiene scontare in questi giorni. Ecco, appunto, in questi anni tenete presente che da un certo punto di vista i monologhi di Angela, i soliloqui di Angela contro il Nord, che sono un catalogo di luoghi comuni messi in una maniera per cui possono sembrare anche divertenti, sono un tema classico, un tema fortissimo della società civile italiana che è stato messo tra parentesi solamente perché a un certo punto sono arrivati gli extracomunitari. Ma quando io sono arrivato a Milano nel 1981, l'essere meridionale era ancora una caratteristica fortemente stigmatizzata.
quindi non si tratta di una questione risolta. Certe questioni profonde poi, come sappiamo bene, non si risolvono completamente mai. Ecco, e tu che sei un emigrato di lungo corso ormai, cosa ne hai fatto di questa eredità? Il personaggio in cui mi riconosco di più in questo libro è questo zio, che è un cugino di mio padre, dal quale appunto l'io narrante va a stare nel suo primo periodo milanese, e quest'uomo è un uomo nato a Napoli, ma solamente nato, cresciuto addirittura nel nord-est, cresciuto al seguito del padre militare tra Udine e Pordenone, cresciuto sulle Dolomiti, è arrivato diciottenne a Milano, un uomo del nord da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'accento, dal punto di vista degli stili di vita, dal punto di vista del modo di concepire profondamente l'esistenza, eppure un uomo che ha dentro di sé, sente l'appartenenza profonda a una civiltà altra, accuratamente nascosta, per cui a un certo punto fa vedere all'io narrante con una fierezza che per la prima volta irrompe, che in un paese della provincia campana che porta il suo cognome, nel 1870 un certo numero di soldati piemontesi furono assaliti e trucidati dai locali briganti. E da quell'antico bilancio di sterminio viene fuori la fierezza di appartenere a un mondo altro, così come quando alla domanda «Ma tu, se l'Italia si dovesse dividere, che cosa fai? Rimani al nord o torni al sud?» lui risponde «Faccio l'ambasciatore del sud al nord». Nella parte finale del libro ti preoccupi di chiarire alcune cose, fra cui che questo libro non è stato catartico, che non è una resa dei conti con tua madre. Più di quello che dici mi ha colpito il fatto che tu sentissi il bisogno di dirlo. Perché hai voluto spiegare le tue intenzioni? Sono stato incerto su se spiegarle o no. Alla fine però, dal momento che è evidente, cioè può essere evidente che non sia un atto di vendetta agli occhi dei lettori più attenti e dei lettori più educati, ma è inevitabile che un libro che ha degli aspetti oggettivamente così violenti possa essere facilmente frainteso anche da un lettore attento ma non attentissimo. Per cui secondo me andava teoricamente precisato, va precisato che i libri nel momento in cui aspirano ad avere un valore che trascenda le necessità di colui che li ha scritti non possono essere dei libri carichi di risentimento. Ecco, questo secondo me andava ulteriormente precisato, anche se mi rendo conto poteva anche non esserlo. Angela aveva una madre, tua nonna, soprannominata il Locusto, se non sbaglio, perché devo dire che questo libro è tante cose, ha delle parti anche veramente divertenti. E questa nonna era una donna terribile anche lei. Quindi possiamo dedurre che il fuoco attraversa le generazioni? Sì, assolutamente, perché viene anche detto che il fuoco attraversa la rabbia, questa rabbia attraversa le generazioni come la ricetta degli struffoli fritti, cioè sicuramente Angela è una donna squassata perché è comunque una donna contraddittoria, piena di contraddizioni, è una donna non conseguenziale nei suoi ragionamenti, è una donna che si contraddice, è una donna
che oggi pensa una cosa e domani ne pensa un'altra, mentre invece la madre è una donna di cattiveria adamantina ed arcaica. È una donna che non cambia mai opinione, è una donna che non cambia mai passo, è una donna in qualche modo nella sua ferocia assolutamente calma, non ha la rabbia scomposta di Angela. Per cui queste donne costrette a vivere assieme in una maniera totalmente innaturale, perché mi rendo ben conto che è terribile per una donna di 70 anni vivere con una donna di 95 e non essersi mai emancipata realmente da lei, essere stata costretta a passare tutta la vita sotto lo stesso tetto, per cui queste donne che si insultavano ferocemente dalla mattina alla sera, che litigavano continuamente, ma Angela lo faceva in maniera nevrotica e scomposta, per cui per esempio dal momento che poi i loro insulti gravitavano quasi esclusivamente attorno alla sfera sessuale, per cui si rivolgevano accuse di zoccola e puttana, che erano appunto gli epiteti più gentili con cui si designavano, a un certo punto Angela urla alla madre perché anche tu eri una zoccola, tutti lo sapevano. E quell'altra, senza scomporsi minimamente, risponde: leva le zoccole, vedi chi ci resta. Che io trovo una delle affermazioni più feroci e agghiaccianti che possano uscire dalla bocca di una donna. Dicevamo di questo fuoco che attraversa le generazioni, e quindi in te che forma ha preso? In me ha preso probabilmente la forma del fuoco sotto la cenere, che in pratica appunto contraddice uno degli insulti che Angela rivolge al protagonista quando gli dice: tu ci stai buono con questa gente, cioè con le persone del nord, tu sei animale a sangue freddo. Ecco, un animale apparentemente a sangue freddo, ma con il fuoco che cova sotto la cenere. Abbiamo dato voce al fuoco che ti porti dentro, di Antonio Franchini, Marsilio editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.